Buonasera, avvocato Marra? Sì. Siamo del Firenze e San Lorenzo. Ecco, appunto, volevamo avere un suo parere sullo scandaloso rinvio del procedimento a carico di Alessandro Maiorano. Scandaloso perché ovviamente è una cosa che avrebbero dovuto fare ad ora, insomma, rinviato, devo ritenere, ovviamente non lo posso sapere, ma insomma, certamente di fatto è un modo di non affrontare la questione delle accuse poi di queste violazioni poi notorie, insomma, che lo sanno cane e porci, la questione delle fondazioni. Appunto, noi abbiamo una marea di documentazioni eppure nessun giudice vuole mettere le mani quando si tratta di Renzi. Ecco, secondo lei per quale motivo? Oppure si è fatta un'idea su questa cosa? Perché fin quando non avranno deciso, non saranno riusciti a trovare il nuovo mostriciattolo con cui sostituirlo, e allora bisogna tenerlo lì. Quindi lei pensa che ci sia collusione tra la Procura Fiorentina e a questo punto con il comando, perché Renzi è stato messo lì, nessuno l'ha votato, però in fin dei conti è quello che governa l'Italia. Renzi governa l'Italia, è stato messo lì come di un appoggio generalizzato, secondo me, che è legato al fatto che tutti quanti hanno tale una paura del cambiamento, e siccome sanno che nel momento in cui cade Renzi qualche cosa realmente accade, e allora lo si salvaguarda al di là di ogni logica, al di là di ogni misura. Però non è che ora stiamo assistendo a qualche cosa di nuovo, cioè noi abbiamo la Procura di Roma che insegue i ladri di Roma 2 eccetera, e non fa invece il processo per la questione di Cannata, insomma, del Ministero delle Finanze, che ha regalato miliardi alle banche. Certo. Insomma, che è ancora più grave della questione di Renzi. È chiaro che il processo a Renzi si doveva fare immediatamente, e ora perché non lo si fa? Perché non lo fa questo PM? Perché la Procura non organizza una squadra di PM? Insomma, ovviamente c'è un problema di priorità, no? Quindi questo andava fatto per prima, e invece lo si fa con molta calma, che tanto fra un anno sarà più lento, sarà stato il modo per rinviare a babbo morto la questione, insomma, no? Però devo farvi osservare che non è che qui Repubblica, il Corriere, insomma, la televisione si strappino i capelli, no? Assolutamente, stanno nascondendo tutto. E quindi la collusione è generale. Certo. Perché Renzi è stato scelto dalle massonerie. Ma secondo lei perché stanno sostenendo Renzi? Cioè, nel senso, Renzi deve veramente distruggere questo paese, deve veramente consegnare tutto il potere in mano a queste lobby bancarie o comunque della finanza? Secondo lei si è fatto un'idea su questa cosa? Renzi è in questo momento, a mio avviso, l'uomo politico più sostenuto nel mondo intero. E perché? Perché l'Italia è il luogo dal quale partirà il cambiamento culturale. Certo. Quindi lei... Non parte certo dall'America, no? L'America è un posto nel quale, mentre quel sapientino di Saviano dice che la mafia uccide 250 persone all'anno, in America la polizia ne uccide 450. No? Certo. E poi ne vengono uccisi altre 11.000 da arma da fuoco. Allora è gente che, come dire, che si è organizzata bene tecnologicamente, ma la cui civiltà, insomma, certo, come dire, improbabile. E Renzi è parte di questo progetto. Renzi è un poveraccio, è uno di questa era, certo, lui incarna i vizi di questa era. Non lo so se è un cocainomane, ma è certamente un figlio della cultura della cocaina, che voglio dire, bugiardo come un cocainomane, non attendibile, invertebrato. Lui ha tutti i difetti, no? Tipici di questa era, degli aspetti peggiori, insomma, no? Dell'umanità e della cultura di questa era. Certo.
Senti. E lui si identifica il peggio. Questo serve, per questo è funzionale. Certo. In quanto il peggio continuerà a vincere, insomma. Ecco, le volevo chiedere, lei l'altra volta ha fatto riferimento alla procura e orribilmente massonica a Firenze. Io ho detto alla Zanzara, Ah, sì. ho detto, parlando in quel caso della procura di Roma, che tra l'altro me l'ha detto un ex magistrato della procura di Roma, insomma, a parte che sono cose notorie, che a Roma il 40% dei PM sono massoni e ce n'è una percentuale che è pure massonica, che è pure pedofilo satanica. Certo. E poi ho spiegato che la pedofilia nel satanismo serve perché deve creare una situazione per cui chi commette poi queste cose non possa tornare indietro. Certo. Perché insomma, se tu partecipi ad un rituale, che ne so, satanico, sei uno scemo qualunque, ma se invece poi c'è anche l'aspetto pedofilo, allora sono reati terribili dai quali poi nessuno può più recedere. Cioè, quindi praticamente fa fede ad un ricatto, no? Cioè, sì, è un ricatto. Sì. Esatto. È una maniera di compromettere le persone, certo. E questo è vero per la magistratura in generale, insomma, il vero colpevole di questo schifo è la magistratura, che a Firenze, ma a Roma, ovunque, non solo guarda, ma fa anche finta di fare processi, stare lì con la fanfara, di catturare le mafie, quello dell'altro, e poi sta molto attenta, sta attentissima a non fare le indagini, i reati su quelli che invece andrebbero indagati. Cioè io ho detto, bello, chiaro, lo dico sempre, che la magistratura è globalmente, culturalmente collusa e in grossa parte anche materialmente corrotta. Quindi, ritornando al processo, diciamo, Renzi-Maiorano, lei con questo anno di ritardo cosa pensa che faranno? Invieranno ancora di un altro anno per arrivare alla prescrizione per salvare Renzi? Il punto è, fra un anno Renzi che cosa conterà, se servirà o no processarlo. Insomma, qui si seguono delle logiche di questo tipo che prescindono completamente dalle colpevolezze. Pure Berlusconi, no? Certo. Processi, prima si sono inventati tutta questa cosa delle donne, insomma, che è una cosa molto più ridicola che seria. Certo. Poi si sono accorti in fondo che è più ridicola che seria, l'hanno mezzo assolto. Insomma, è una farsa, capisci? In cui le responsabilità poi non hanno nessun rilievo. Ora, che vuol dire tutta questa storia di Roma ladrona? È un modo di buttare un po' di fumo, gettando nel frullatore un po' di delinquenza comune. Questo è tutto. Cioè, è il solito sistema. 100.000 euro. Appunto. E Morgan Stanley, che Cannata gli ha regalato 2 miliardi e 6, e il fatto che Cannata è una donna messa lì da Mario Monti, e il fatto che né l'uno né nell'altro contano niente perché dietro c'è il potere bancario in carne ed ossa, e questo però non viene indagato. Questo è il punto, capisci? Ho capito. E quindi Maiorano, che io ogni tanto sento, lui l'altro giorno era disperato quando c'è stato questo rinvio di un anno, e io che faccio l'avvocato ormai da 42 anni e che dalla magistratura mi aspetto di tutto, e ho detto sì, evidentemente al potere non conviene ancora che Renzi sia condannato. Secondo me Renzi sarà ancora lì, io non credo. Perché Renzi secondo me è nato morto politicamente ed è stato piazzato lì, attaccato lì con la colla, perché come devono fare, insomma, e hanno cominciato tutta questa sceneggiata enorme. Ora hanno il problema che lo hanno troppo gonfiato, lo hanno troppo pompato, e quindi dire all'improvviso che non serve proprio è difficile, e soprattutto è difficile, dopo che lo hanno tanto pompato, trovare una soluzione, costruire il mostriciattolo alternativo.
ecco perché non lo processano, ecco perché lo salvaguardano, ecco perché nonostante la questione delle fondazioni non ne insulta nemmeno l'opinione pubblica, neanche i partiti. Però, avvocato, però mi permetta, ci sono tonnellate di documentazioni, cioè non è che ci sono chiacchiere, su Renzi ci sono documentazioni, è questo che spaventa. Sono sicurissimo che è colpevole. Infatti. Anche perché Renzi è un incauto, è un superficiale, insomma, è un soggetto che non è che, quindi lui è uno che si fa pagare di questi tempi, si fa pagare il fitto da Carrai, si fa finanziare attraverso quel meccanismo così palese, banale, insomma, disinvolto delle cose, delle fondazioni. È chiaro che è così. Ma anche salvare il padre, cioè parliamoci chiaro. Però lì andrebbero fatti i complimenti alla magistratura per quanto è stata veloce, no? Certo. Sì, ma com'è lo stesso con Majorano, una maglietta lo porta a procedimento penale, figuriamoci, no? Purtroppo è il regime, e quanto a Renzi oramai lo hanno sfilato, perché poi se la magistratura è facilissimo, il giudice fa quello che gli pare. Infatti, no, ma Renzi da buttare giù lo butterebbero giù in 2 secondi, cioè con tutte le prove che hanno, se vogliono mandarlo via in 2 secondi lo fanno fuori, insomma. Ma certo, appunto. Voglio dire, è chiaro che è spaventoso, no? Che in una faccenda del genere si rinvii la causa di un anno, poi non è che manchi nei DM. Appunto, ma poi per una motivazione futilissima, cioè proprio una motivazione idiota. Il giudice il 15 e il 16 doveva assentarsi per un convegno, cioè potevano sostituirlo con qualcun altro. Alla Procura di Firenze hanno deciso che questo convegno era così importante per questo giudice, tanto da far rinviare un procedimento con Renzi e Majorano. Allora, io l'ho sentito, ripeto, io 2 volte per televisione, o forse più, qualcuno che parlava delle fondazioni di Renzi. Certo. Usano questi argomenti per ricattarsi ogni tanto, no? Ai vertici dei partiti, e lo sanno all'interno del PD che si atteggiano ad onesti, che sono dei ladri nel PD. Sì, sono i primi. Sono ladri di galline. Sì, infatti. C'è questa minoranza interna al PD che sembra che se lo vuole mangiare, che vuole distruggerlo, annichilirlo, e poi invece su questi fatti che sarebbero tali da poterlo eliminare in un attimo, tutti muti. Certo. E allora lei vuole fare conferenze stampa, sì, conferenze stampa per farlo sapere a chi? A Cooperlo, a quell'altro, pure che non lo sa. Ma io credo che sia il contrario, perché qui non è che noi possiamo fare le conferenze stampa per far sapere, il problema è che sanno già tutto e le conferenze stampa nascono nel momento in cui è maturo il tempo perché le cose vengano fuori. Sì, lo so, infatti. È un po' il contrario, insomma. Ora in questo momento, questo terrore del cambiamento che c'è, il mostriciattolo Renzi, che ovviamente non conta niente e non decide niente, è solo uno sfrontato che sta lì, deve servire per mantenere il carro per la discesa. Certo. Appena sarà impossibile continuare questo gioco, oppure saranno riusciti a trovare il mostriciattolo alternativo e allora lo sostituiranno, e magari lì la Procura di Firenze, informata dalla massoneria, perché Firenze è una procura molto massonica, ma lo sono un po' tutto per la verità. Certo. Poi lì magari decide o non decide, ma sempre in base a criteri che con la colpevolezza non hanno nulla a che fare, infatti. Va benissimo, avvocato, noi la ringraziamo molto. Ma che possiamo? Lo so, va benissimo, è un modo di dire giusto per salutarla. Cioè qui va malissimo, però. Ok, avvocato, la ringraziamo molto, buona serata.